Ho deciso di spendere il mio tempo da pensionato per sostenere la ricerca aiutando la città della speranza. In questo contesto, tra le diverse iniziative che abbiamo sviluppato negli ultimi 2 o 3 anni, per ultimo ho scritto un libro di racconti che non ha nessuna pretesa letteraria, ma che è diventato un veicolo di conoscenza di questa realtà e della ricerca un po' in tutto il paese, perché stiamo presentando il libro in diverse città dell'Italia. Sono 6 racconti, frutti di fantasia, ma nello stesso tempo riportano anche fatti vissuti nei miei quasi 50 anni di vita militare e con personaggi ironici che nel dialogare tra di loro evidenziano anche l'importanza di certi valori fondamentali nella vita dei giovani e non solo dei giovani. Questi racconti sono ambientati negli anni 50, proprio nell'area nord, in un paesino che ho chiamato San Martino, ma che non ha nessuna attinenza con il San Martino storico. Investiamo molto nella ricerca perché sicuramente il sogno di ogni genitore quando si ammala un bambino è che possa guarire. Quindi abbiamo costruito il centro ricerche, il più grande d'Europa, abbiamo grandi risultati perché protocolli di cura usciti da noi sono adottati su leucemia e linfomi in 51 paesi al mondo, un altro su radomiosarcoma ha portato il tasso di guarigione dal 73-86% e da oggi sappiamo che questo protocollo è adottato in tutto il mondo, quindi sappiamo che 13 bambini in più guariscono perché da 10 anni sostenevamo questo progetto di ricerca. Quindi direi proprio l'impegno di Città della Speranza è quello di dire un giorno magari un bambino può dire è stata dura ma ce l'ho fatta, e questo è anche il compito che si è preso ormai in carico il generale Adinolfi, facendo conoscere questa realtà a livello nazionale, quindi arrivando capillarmente un po' in tutte le famiglie, proprio perché con il fatto che ci siamo presi l'impegno di fare la diagnostica a tutti i bambini colpiti in Italia, sensibilizzare tutto il territorio nazionale su questa opportunità, direi che è un aspetto fondamentale. È un impegno che trae origine 25 ormai quasi anni fa, e quello che dobbiamo fare è arrivare proprio alle origini, una cosa che apparentemente può sembrare semplice, come si diceva prima, ma complicatissima, cioè far sì che tutti i bambini con malattie oncoematologiche e negli ultimi anni anche con le varie malattie pediatriche possano guarire e quindi realizzare quello che è la loro battaglia della vita non dal letto in ospedale ma veramente nel campo della vita, e questo si potrà fare grazie a persone giuste come il generale Adinolfi, che con il loro aiuto ci permette di essere conosciuti non solamente nel territorio locale ma in tutta Italia, perché molto probabilmente quando ci vengono a conoscere le varie persone, le varie entità, capiscono la bontà, capiscono la trasparenza, la legalità, capiscono cosa vogliamo fare e quindi far sì che un futuro migliore per questi bambini possa essere realizzato. Quando Città della Speranza bussa, le porte del Consiglio regionale sono sempre aperte, soprattutto una realtà come questa che fa ricerca con risultati e qualità penso pari a pochi. E soprattutto rivolta ai bambini più piccoli. In questo caso il connubio Città della Speranza, Arma dei Carabinieri è quanto mai significativo, anche perché appunto i ricavati di questo libro vanno devoluti appunto alla ricerca della Città della Speranza, all'opera assistenza a orfani Arma dei Carabinieri, quindi sono cose, vi assicuro, che fanno tutti quanti progetti di altissima qualità e soprattutto, ripeto, rivolto ai bambini più piccoli che soffrono. Quindi quando ci siamo, quando possiamo, anche noi come Consiglio regionale divulghiamo queste iniziative, perché riteniamo appunto che i soldi che vengono ricavati da questa opera di beneficenza siano soldi assolutamente ben spesi.